Buon pomeriggio, benvenuti al nostro spazio di approfondimento delle ore 13. Questo sabato abbiamo ospite in studio Bruno Zweck, che è il direttore generale dell'Accademia Nautica. Buongiorno, bentornato nei nostri studi. Buongiorno e grazie a voi per la solita ospitalità. Grazie di essere qui. Allora parliamo ancora una volta dell'ISSA Accademia Nautica dell'Adriatico, che fra poco aprirà le porte per il consueto Open Day, ma presenterete anche tutte le novità per il prossimo anno, a cominciare da nuovi corsi. L'avete visto nel titolo in sovraimpressione. Insomma, ci sono dei nuovi corsi a disposizione per chi vuole iscriversi all'Accademia Nautica. Quali sono? Allora, intanto noi stiamo per iniziare i nuovi corsi, cominceranno a ottobre, ma abbiamo già fatto uscire i bandi per iscriversi. Nel frattempo stiamo concludendo con gli esami i corsi biennali e triennali. Credo che entro luglio avremo questa nuova platea di diplomati. Devo dire, gli esami, da come ho visto negli ultimi giorni, stanno andando molto bene, con soddisfazione delle ragazze e dei ragazzi, ma anche delle commissioni che li stanno esaminando. Poi a ottobre partiamo con i nuovi corsi, anche supportati da un patrimonio di laboratori di cui casomai dopo parliamo, acquisiti in parte anche col PNRR. Partiremo con il nostro corso storico, che era quello con cui siamo nati, nel lontano 2015, Accademia Nautica ha 11 anni di vita, e che è il corso per ufficiali di macchina di coperta per la Marina Mercantile. Poi ci sarà il corso per macchinisti ferroviari. Faremo 2 corsi di logistica perché c'è una grandissima richiesta nel nostro territorio, ma ne apriamo anche uno all'Istituto Galilei Cossar di Gorizia, con una logistica un po' curvata su quelle che sono le necessità delle attività produttive in quell'ambito. Peraltro con tante aziende che operano in quel di Gorizia, ma che già sono nostri partner. Poi il corso per progettisti navali, il corso per cyber security in ambito marittimo portuale. Quindi insomma c'è una gamma molto ampia che corrisponde certamente a un progetto che noi abbiamo di formazione dei ragazzi, ma anche di formazione non soltanto tecnica, ma anche dal punto di vista della crescita personale. Noi non distinguiamo. Sarebbe sbagliato immaginare che c'è un'istruzione puramente tecnica che non si occupa invece delle persone a 360 gradi, che però poi ha un risvolto non banale sul nostro territorio, in tutto l'ambito regionale, e che è quello di preparare diplomati che hanno un tasso di occupazione alla fine del diploma che va tra il 95 e il 97% a seconda dei corsi. Quindi, anzi, c'è un problema di richiesta che poi viene dalle aziende sul territorio che non riusciamo sempre a soddisfare, perché, come sappiamo, in tutto il paese, ma in questa regione in particolare, abbiamo un deficit demografico che non è per nulla banale. E quindi questo è sicuramente un problema in prospettiva futura, non lo è assolutamente per chi frequenta l'Accademia, perché dicevamo appunto si arriva al 97% di occupazione una volta usciti dai corsi che proponete, quindi è sicuramente una formazione, come diceva adesso, a tutto tondo, quindi molto specifica, molto tecnica, però non esclusivamente tecnica. No, ci occupiamo poi di un sistema formativo che nel suo complesso prevede anche un impegno, perché i corsi sono da 1800 ore a 2000 quelli biennali e da 3000 ore quelli per ufficiali di macchina di coperta, perché in quei 3 anni c'è anche l'anno di imbarco che è obbligatorio per poter fare poi assieme a noi l'esame in capitaneria. Quindi li vediamo entrare ragazze e ragazzi e li vediamo uscire donne e uomini, anche se devo dire che in qualche caso anche l'età di ingresso non è proprio da adolescenti, perché i nostri corsi sono aperti, come è previsto proprio dall'Unione Europea, per occupati, inoccupati, disoccupati o studenti appena diplomati, e quindi possono anche esserci età più avanzate. Abbiamo anche avuto tanti laureati che sono venuti a fare una sorta di master da noi,
come abbiamo ancora un'altra attività non banale rispetto a provenienze extraregionali. Un 30% dei nostri allievi ed allievi proviene da fuori regione. Questo è possibile anche perché la regione ha stipulato un accordo con tutti gli ITS per cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi sono equiparati agli studenti universitari, quindi possono agevolmente utilizzare tutti gli strumenti per gli studenti universitari, quindi alloggi, scontistiche varie, eccetera. Per cui, insomma, quindi c'è questa possibilità in più che attrae naturalmente anche da fuori regione. Parlava prima di laboratori nuovi, di nuove strutture, insomma, noi anche col grazie al PNRR abbiamo acquisito, noi siamo partiti dal punto di vista del laboratorio col simulatore di navigazione, che però è stato finanziato dalla regione prima che venisse messo in conto l'ipotesi del PNRR. A questo abbiamo abbinato con il PNR un simulatore di macchina, tutta elettronica ed elettrotecnica. Abbiamo un simulatore di gru che fa impazzire tutti i nostri ospiti quando vengono a vedere la stazione a mare, che sembra un giocattolo da guerre stellari, ma che in realtà simula perfettamente quello che sono i movimenti delle gru e chi deve operarci quotidianamente. Abbiamo poi un simulatore per percorsi ferroviari, che anche questo è molto, molto utilizzato. Certo. Abbiamo anche acquisito, e l'abbiamo collaudato l'altro giorno, formando anche i tecnici per il suo utilizzo, un drone sottomarino, che a dire la verità, anch'io ero curioso di vedere come funzionava poi dal vivo messo in mare, e ha una definizione di quello che è il fondale e di tutto ciò che o galleggia o sta sul fondo che veramente è impressionante. Poi abbiamo per i progettisti alcuni simulatori di realtà aumentata per cui tu puoi entrare, è incredibile, dentro proprio il progetto, cioè tu vedi la nave come va componendosi. Per cui, insomma, anche per ragazzi e ragazzi c'è la possibilità di utilizzare tutte le strumentazioni più all'avanguardia, non dimenticando però che il rapporto umano è sempre fondamentale. Io mi ricordo il periodo tragico del Covid, in cui qualcuno pensava che di necessità si potesse fare virtù, ossia che l'e-learning potesse diventare la, come dire, metodologia dominante. Questa è una sciocchezza mai vista. Tutte queste nuove realtà possono accompagnare un processo didattico, ma niente può surrogare quello che è l'impatto umano. Educazione è anche questo, e quindi assolutamente, quindi può essere insomma un aiuto in situazioni di emergenza, ma chiaramente l'insegnamento è a tutto tondo, come dicevamo prima, è altro, è ben altro. Diceva appunto il tradizionale corso per ufficiali che riscuote sempre tanto successo, no? È allora, quello triennale. Sì, anche perché pur essendo noi un paese che ha uno sviluppo costiero impressionante, siamo in sostanza un molo disteso nel Mediterraneo, quest'idea che ci sia sempre stata una propensione agli imbarchi è un'idea sbagliata se si guardano i numeri nel corso degli anni, quindi in termini percentuali quelli che dal nautico, dei nautici in generale in Italia, uscivano, una percentuale andava a imbarcare. Le condizioni oggi di imbarco sono molto cambiate, la vita a bordo è diversa, i tempi di imbarco sono diversi, quindi ti consente anche una vita in qualche modo familiare e soddisfacente. È vero però che diminuendo la platea di ragazze e ragazzi che frequentano le scuole, la percentuale più o meno si mantiene quella, ma essendo diversa la platea diminuiscono le figure professionali disponibili, quindi mancano ufficiali di coperta e ancora di più mancano ufficiali di macchina, questo sul territorio proprio nazionale. Infatti i nostri, insomma, una volta diplomati non hanno alcun tipo di problema A trovare, insomma, no, ma come anche in altre specializzazioni. In alcuni casi determinano loro, rispetto alle imprese per le quali lavorano, le condizioni di ingaggio. E questo è piuttosto raro, diciamo, nel panorama del mercato del lavoro. Perché è cambiato solo un parametro. No? Una volta si diceva che le imprese sono l'occasione e l'opportunità per le ragazze e i ragazzi. Oggi
le ragazze e i ragazzi sono le opportunità per le imprese. Per le imprese. Nel settore invece dei macchinari ferroviari, anche questo insomma, è un corso che dà buone soddisfazioni. Da buone soddisfazioni. È biennale questo? Anche questo è biennale. Anche questo è molto impegnativo perché prevede degli step che riguardano l'acquisire le licenze europee, sono molto selettivi anche dal punto di vista fisico, perché per essere ammessi bisogna passare una visita medica di idoneità fisica e psicofisica presso i medici del sistema ferroviario, e poi insomma le responsabilità quando si portano mezzi di questo genere non sono banali, quindi un corso molto selettivo. I ragazzi e le ragazze, perché ne abbiamo anche alcune ragazze, vengono ricercati da tutti quanti i vettori e in alcuni casi vengono ricercati anche da vettori esteri, tant'è che alcuni dei nostri sono andati anche a lavorare fuori dall'Italia. E la logistica che sta conoscendo un grande sviluppo naturalmente, quindi questo sdoppiamento anche mi incuriosiva, c'è anche il corso a Gorizia. Quindi. Sì, perché anche Gorizia in realtà è un hub naturale dal punto di vista della logistica. La logistica è quello che ha consentito al Paese di superare tempi bui ed è quella realtà, quell'insieme di realtà che consente alle imprese di essere competitive. Oggi, insomma, per poter reggere il mercato bisogna portare persone e merci in giro per il mondo con il meno tempo possibile, il meno costi possibile e con la puntualità massima possibile. Un intoppo dentro la rete di distribuzione, noi sappiamo quello che determina, e basti vedere quello che determinano le varie tragedie di guerre locali in giro per il mondo, che non soltanto portano a lutti di vite umane, ma che determinano anche uno scenario economico di grande complessità e difficoltà. E quindi ci sono già i bandi? Cosa bisogna sono fare? Fuori, trovate sul sito accademianautica.it tutto nel dettaglio e per qualsiasi cosa ci chiamate e volentieri rispondiamo. Abbiamo già fatto 2 Open Day e ce n'è un altro. E il prossimo è il 25 di maggio, c'è ancora posto se qualcuno vuole iscriversi e noi ben contenti ospiteremo tutte e tutti. Tutte e tutti per partecipare insomma, a questi corsi vecchi o nuovi a seconda delle proprie inclinazioni. Ci sono dei numeri chiusi però Ci sono dei numeri chiusi, no? Noi facciamo classi da 25 al massimo, ecco. E quindi c'è una selezione in ingresso che riguarda i titoli di studio, che riguarda la votazione del sostenuto, che riguarda l'abilità linguistica e poi un colloquio motivazionale. Il titolo di studio deve essere il diploma, questo però il diploma di scuola secondaria e secondo grado. Per fare ufficiale in macchina di coperta sì. È obbligatorio però avere il titolo di maturità dell'istituto nautico, mentre gli altri corsi, quindi progettisti, logistica, cyber security, macchinista ferroviario, qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado. Di secondo grado, quindi le superiori, come si diceva una volta. Perfetto. Allora, grazie davvero a Bruno Zweck, direttore generale dell'Accademia Nautica dell'Adriatico, dell'Accademia Nautica di Trieste. Torni presto a trovarci per raccontarci le novità dell'Accademia. Grazie a voi e con molto piacere. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito in questo spazio di approfondimento, ma non andate via perché fra poco c'è il nostro telegiornale. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura facciamo il punto della situazione di Piazza Libertà con il prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi. Dopo il recente caso dell'accoltellamento, la presenza fissa di migranti e la polemica da ultimo innescatasi dopo la visita sul posto della classe di una scuola elementare di Marostica durante la distribuzione dei pasti da parte di Linea d'Ombra. Vediamo il servizio. Dopo aver diciamo così, spiegato la rotta balcanica, sono venuti in piazza
a far vedere ai ragazzini quello che era la situazione a Trieste. Ci sono tanti strumenti per conoscere la rotta balcanica, insomma, ecco, sicuramente se hanno deciso di andare in piazza, hanno ritenuto di fare in quella maniera la loro azione, non sta a me dire se è una cosa positiva o negativa. Io credo che il dibattito sia stato sollevato invece da questo che c'è intorno, dai fenomeni di carattere criminale che sono maturati in quel posto, e a questo punto c'è da chiedersi qual è il collegamento tra quelle presenze che sappiamo tutti che sono particolarmente numerose e che ci sono anche un po' a prescindere dalla distribuzione del pasto in quel posto, perché poi ci tengo anche sia come posto ma anche come durata. Per questo dico, ma nessuno si permetterebbe di mettere becco su un'azione di solidarietà, e che credo che si stia andando oltre. Se dei professori e degli insegnanti di una scuola di Marostica, città bellissima peraltro, nella cui provincia ho fatto anche il questore a Vicenza, hanno ritenuto di fare questa azione, non penso che sia quello il tema diventa sicuramente cosa altro succede in quella piazza. Conoscere la rotta balcanica attraverso il buco della serratura di Piazza della Libertà può essere interessante, ma non penso che sia esaustivo. Come dire, dietro anche a questa presenza eccetera ci sono però fenomeni, diciamo, di criminalità, microcriminalità segnalati anche dalla polizia di spaccio e non solo, no? Che poi si agganciano a quel tipo di zona che viene, tra virgolette, in qualche modo controllata da chi ci dorme o provano a controllarla. Beh, categoricamente sì, Stabile, nel senso che nel momento in cui, come è emerso dalle cronache, nel giro di un mese ci sono un paio di coltellate, sono stati portati dei bambini nei posti dove ci sono state delle coltellate. Quindi decisamente sì. Può essere un posto dove si vede una porzione del fenomeno della rotta balcanica, ma è anche un posto dove avvengono determinati fatti, e quindi sarebbe bello che i bambini ci possano andare sempre in quel posto. Ritengo che la richiesta dei cittadini debba essere soddisfatta, e in questa direzione noi ci stiamo muovendo nel momento in cui io le dico che i servizi diventeranno più penetranti, rispettando sicuramente la lodevole azione di solidarietà che intendono fare le associazioni, ma assolutamente la destinazione d'uso di quella piazza e la fruibilità da parte dei cittadini in sicurezza e, mi permetto di dire, anche di decoro. La presenza fra i soci di ICS di Sabrina Morena del PD e Michela Novel di Adesso Trieste ha animato il dibattito ieri sera al Ring, dalla richiesta di chiarimenti di Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia alle repliche di Giovanni Barbo del PD e Riccardo Laterza di Adesso Trieste. Vediamo. Io vedo che tra i 32 soci dell'ICS c'è Sabrina Morena, ecco, che se non è un'omonimia è il vice segretario provinciale del Partito Democratico. Sì. Tra i 32 soci dell'ICS c'è, e questo non è un caso di omonimia perché c'è anche la firma, in questo caso rappresenta l'Assemblea, la più alta carica istituzionale di Adesso Trieste. Michela Novel, presidente della quinta circoscrizione, è uno dei 32 soci, ed è presidente di circoscrizione di Adesso Trieste, è uno dei 32 soci di ICS. E quindi? Non capisco. E quindi so, fino a quando non è un reato, poi immagino che... Non è affatto un reato, ecco, bene, non lo bene, è. Io lo ritengo un potenziale conflitto di interesse politico quando il centro-sinistra parla dei rapporti con l'ICS dell'accoglienza. Dirò di più. Dell'ICS state parlando solo voi, cercando di raccontare che l'ICS è parte del problema e non parte della soluzione dell'accoglienza. Secondo me è parte del problema. Sì, ma è molto chiaro che secondo me è parte del problema. Guardi, scoprirà che è il gestore dell'accoglienza a Trieste, scoprirà che è parte della soluzione. Se non esistesse ICS in città, e ha un la situazione sarebbe ben peggiore che a Trieste. Secondo lei se io facessi parte di
una cooperativa che comunque appalti per 9 milioni, non sarebbe meglio che lo dicessi quando magari i miei colleghi di partito dicono ampliamo l'accoglienza? Cioè voi governate a tutti i livelli e i 9 milioni di euro all'anno dei quali parlava sono 9 milioni di euro che arrivano dallo Stato, certo, che mi risulta che al momento al governo ci sia il centrodestra. Ma quale l'interesse a fare politica in quel senso? Nel senso di aumentare dopodiché a Trieste, meno male che ci sono delle realtà che si occupano di accoglienza, perché se non ci fossero delle realtà che si occupano di accoglienza, la situazione nelle strade sarebbe ben peggiore. Nel momento in cui sei sotto di un consorzio che prende soldi pubblici, dall'altra parte sei lo stesso politico. Cosa dovresti fare? Cosa dovresti fare? Io non sono tra quelli che attacca un sindaco perché firma una fideiussione, per esempio. Non sono tra quelli che attaccano un sindaco perché firma una fideiussione rispetto a una... dal parlare di Trieste, io non sono tra quelli. Dal votare sulla Triestina nel Consiglio Comunale. Allo stesso modo mi sembra che non c'entri nulla quello che sta dicendo il consigliere Giacomelli. Io mi aspetto che domani l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini si dimetta perché ha avuto ruoli operativi all'interno di Europromos, che è un'azienda ben più grande, se mi permettete, leggermente più grande di ICS e con leggermente più conflitti di interesse a livello di appalti pubblici gestiti a livello regionale e locale. E sul caso c'è anche una nota di Adesso Trieste che condanna con fermezza ogni tentativo, si legge nella nota, di insinuare dubbi sull'integrità e correttezza dei propri rappresentanti. Adesso Trieste ricorda che ICS è un'associazione laica e senza fini di lucro impegnata da anni nel campo dell'accoglienza. L'adesione di Novel rientra pienamente nella libertà personale e associativa garantita a ciascuno e non sussiste alcun presupposto di incompatibilità con il ruolo di presidente della quinta circoscrizione del comune, non ricoprendo la Presidente alcun incarico tecnico-politico coinvolto nell'affidamento di incarichi a ICS. Dal punto di vista politico, la Civica aggiunge: l'uso di questi subdoli mezzi non è altro che l'ennesima certificazione del fallimento delle politiche della destra. Nuova parola all'Italia è la 2 giorni promossa dal Movimento 5 Stelle, dedicata ai cittadini per comprendere le esigenze dei territori e contribuire alla costruzione delle linee programmatiche della coalizione progressista in vista delle elezioni politiche. Vediamo. Un percorso di partecipazione dal basso non soltanto degli iscritti del Movimento 5 Stelle, ma di tutti i cittadini. Nuova parola all'Italia, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per raccogliere idee, proposte e contributi dal territorio in vista della costruzione delle future linee programmatiche del campo progressista per le prossime elezioni politiche. Appuntamento a Trieste al Generali Convention Center del Porto Vecchio. Nel corso dell'evento i partecipanti si sono confrontati su 21 argomenti differenti legati a temi sociali, economici, ambientali e territoriali. I primi tavoli di lavoro proposti dai partecipanti sono stati: nessuno cresce e invecchia da solo, leggi elettorali costituzionali e democratiche, riforma fiscale della Guardia di Finanza in un paese con 110 miliardi di evasione fiscale, accessibilità urbana e ripensare l'istruzione e la ricerca scientifica. Non c'è il simbolo del movimento in questo evento. Abbiamo chiesto che almeno il 50% delle persone che oggi sono a Trieste, ma delle 16.000 persone che tra oggi e domani saranno in tutta Italia a parlare di progetti e di idee per il Paese, ci fosse almeno il 50% appunto di non iscritti al movimento, proprio per sentire meglio quello che la gente vive, che le persone vivono sulle loro spalle, sulla loro pelle quotidianamente, i problemi che ciascuno di noi ha. Ed è un percorso di partecipazione fondamentale. Le forze politiche devono ascoltare di più i problemi dei cittadini e delle cittadine, e noi lo stiamo facendo. Aumentare gli alloggi a prezzi calmierati in Friuli Venezia Giulia per aiutare le persone in difficoltà ma che non riescono però ad accedere alle graduatorie ATER. È uno dei punti principali del piano per la casa presentato dall'assessore Amirante in commissione regionale. Vediamo.
Un piano ambizioso d'ampio respiro per rendere disponibili in Friuli Venezia Giulia nel giro di 10 anni ben 10.000 alloggi a canone calmierato, un'operazione che dovrebbe anche contribuire a influenzare al ribasso il mercato degli affitti. È il progetto presentato in quarta commissione consigliare lavori pubblici ed edilizia dall'assessore Cristina Amirante, che ha parlato di programmazione che tiene conto di mappature del patrimonio esistente, proiezioni demografiche e strategie a lungo termine basate sui modelli di sviluppo economico. Ha fondamentalmente 3 binari questa legge, quello di tipo etico-sociale, quello di tipo urbanistico e quello giuridico-amministrativo. Un unicum che vede come elemento importante il rivendicare il diritto all'abitazione e l'inclusività abitativa. L'obiettivo è favorire la qualità di vita dei residenti e attrarre al contempo nuovi abitanti. Oltre al plauso del centrodestra, il testo ha raccolto anche l'interesse delle opposizioni. Una proposta di legge molto interessante sulla quale bisogna ragionare, i problemi ci sono, no? Queste mancanza appunto di alloggi sovvenzionati, ma penso che ci sia anche la disponibilità per affrontare e trovare dei miglioramenti e dare risposte. Un disegno di legge sul quale ci mettiamo a lavorare da oggi in avanti con tutte le sessioni di commissione e poi successivamente in aula per continuare a dare una politica abitativa a chi decide di venire a vivere o ha particolari situazioni di disagio sul nostro territorio. Ci sembra che non ci siano grosse novità, la novità è l'assenza appunto di novità secondo noi. L'unica novità di rilievo si può dire che è il ruolo delle ATER che cambia un attimino, che fa direttamente da intermediario rispetto al territorio la Giunta, che non andrà direttamente a gestire appunto le politiche abitative. La cronaca, verso le 6:45 di oggi i vigili del fuoco del comando di Trieste sono stati allertati per un incendio camper in via Puccini all'altezza del Civico 86. Giunti sul posto con la prima partenza e l'autobotte dalla centrale, i vigili, accertatisi che non ci fossero persone coinvolte, hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme che ormai avevano coinvolto anche le autovetture adiacenti. Spento l'incendio, l'intervento si è concluso con la messa in sicurezza di tutto lo scenario interessato. E ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico oggi in città. Abbiamo al telefono il commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno. Sì, buongiorno Bucarella, buon sabato a tutti voi, tutti quanti in ascolto. Diciamo un sabato abbastanza movimentato come mattinata. Molti interventi anche dovuti all'inizio alla pioggia caduta nelle ultime ore, tra diciamo come disagi, tombini saltati o rotti, anche qualche caso di muro pericolante imbevuto d'acqua. Dalle ore 6:15 circa abbiamo effettuato un intervento per spandimento olio idraulico da un mezzo della Cegas in commerciale altezza Campo Colonia, che ha imbrattato tutta la parte a valle della via commerciale, la via Cordaroli e anche la via Giorgioli. Abbiamo dovuto impegnare 4 pattuglie al massimo, diciamo al massimo del momento critico, anche impiegate soprattutto per la chiusura della commerciale che si è protratta fino alle ore 9:30 con ovvi disagi al traffico. Alle 9:30 circa l'abbiamo riaperta, finite le operazioni di pulizia. In tutto questo contesto c'è stata una caduta autonoma, probabilmente appunto per la sostanza viscida, di uno scooterista, e perciò lo annoveriamo come incidente stradale, fortunatamente senza lesioni. Ci sono stati rallentamenti in via Teatro Romano per file causate dall'ingresso in un parcheggio privato, questo succede spesso. Per il resto, ripeto, numerose telefonate, ma più che altro per questi motivi appena descritti. Per la giornata di oggi abbiamo in nota dalle 18 alle 20:30 la gara podistica che si terrà in Porto Vecchio, ma comunque ci sono dei divieti anche in Piazzale di Largo Santos e zona del Porto Vecchio adiacente al centro congressi delle Generali, perciò attenzione. Questo per quanto riguarda a grosse linee la giornata di oggi. Domani abbiamo in nota il mercatino antiquariato nelle zone retrostanti il municipio. Attenzione che anche in queste zone qua, ovviamente per consentire il posizionamento del mercatino, ci sono i divieti
soliti. Ancora una nota già adesso per lunedì mattina ci sarà un corteo, saremo magari più precisi lunedì mattina, che dovrebbe partire da San Giusto per finire sul Moglio Audace. Sempre lunedì ci saranno dei lavori di asfaltatura della via Milano in orario notturno. Spero di essere stato esaudiente. Senz'altro. Esaustivo. Vi saluto perfetto. tutti, buon weekend. Grazie, buon weekend anche a lei e ai suoi colleghi, naturalmente. Allora, e noi proprio del corteo di lunedì parliamo con il prossimo servizio, perché è stato annunciato, lo sapete, questo sciopero generale contro le politiche di riarmo e l'aumento del costo della vita. Lunedì quindi mobilitazione nazionale dell'Unione Sindacale di Base, USB, corteo fra le vie del centro. Vediamo. Le persone che fanno sempre più fatica con un costo della vita che si alza, ritengo che tutti ormai quando vanno a fare la spesa capiscono cosa significa gli impatti di quello che sta avvenendo in luoghi molto lontani, tutti vorrebbero farci credere che la guerra è lontana, che quelle morti sono lontane, ma quelle morti ci riguardano e noi non vogliamo esserne né complici né sostenitori. Sciopero generale promosso a livello nazionale dall'USB. Alla base della mobilitazione di lunedì 18 maggio ci sono le richieste contro le politiche di riarmo e i tagli ai servizi pubblici. Le spese legate alla guerra hanno conseguenze dirette su salari, welfare, sanità pubblica e scuola e pesano sulle tasche dei cittadini, sostiene il sindacato. Sciopereremo con un corteo che passerà per le vie del centro. Chiaramente le motivazioni sono le seguenti: l'escalation bellica e militare che sta colpendo il Medio Oriente, che continua a produrre morte e distruzione, non impatta soltanto sulle vite umane, ma impatta direttamente oggi sulle tasche anche dei lavoratori e delle lavoratrici italiani. Basta pensare ai rincari della benzina, più 30%, ai rincari delle bollette, più 25%, agli affitti, più 7% e un costo della vita che sale sempre di più. Lo sciopero potrebbe avere effetti su sanità, scuola, pubblica amministrazione e sui trasporti, soprattutto per chi dovrà spostarsi con treni o autobus. Resta escluso il trasporto aereo. Chiaramente l'economia di guerra in cui ci sta trascinando il governo Meloni è diretto responsabile anche della complicità del governo con lo Stato di Israele, il continuo invio di armamenti e degli accordi commerciali che noi intendiamo fermare. Chiaramente lo sciopero parla di questo, del legame che c'è oggi tra quella che è la situazione in Medio Oriente e l'economia di guerra che sta colpendo il nostro Paese. E Acegas APS AMGA informa che in seguito allo sciopero proclamato per l'intera giornata di lunedì potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti. La Multiutility ricorda che saranno comunque garantite le prestazioni minime assicurate per legge e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Anche Trieste Trasporti rende noto che potranno verificarsi disagi, saranno in ogni caso assicurati tutti i collegamenti nelle consuete fasce di garanzie, cioè tra le 6 e le 9 e le 13 e le 16, questo sempre nella giornata di lunedì. Il Principe d'Egitto, e siamo agli spettacoli. Il musical tratto dal film d'animazione Disney inizia da Trieste il proprio percorso nel nostro paese e passa all'esame degli spettatori triestini. Vediamo. Il pubblico triestino promuove più che a pieni voti Il Principe d'Egitto. Il musical tratto dal film di animazione DreamWorks inizia a Trieste in questi giorni il proprio percorso nel nostro paese, che ad autunno inoltrato lo porterà a Roma e a Milano. La storia raccontata è quella che quasi tutti conoscono. Chi di noi non è stato tirato su col cartoon lo è stato precedentemente con i 10 comandamenti. Pertanto vi è una certa familiarità con la vicenda biblica di Mosè e Ramses. Nella fattispecie lo spettacolo insiste a più riprese sul rapporto fra i due, cercando ove possibile, già che comunque in un musical siamo, di approfondire quel poco che sia sufficiente affinché il tutto non risulti banale. Il cast offre una buona prova d'insieme, sottolineata dagli applausi. Per noi di casa è un piacere ritrovare la nostra Daniela Pobega, Mosè impersonato da Riccardo Maccaferri, Ramses da Lorenzo Tognocchi. L'apporto degli effetti speciali di Marco Carta è efficace ma meno invasivo di quanto si fosse portati a pensare. L'apparato scenico è importante ed imponente ed è facile immaginare che dietro le quinte si svolga un lavoro impressionante. C'è una sola
viva perplessità. La fedeltà iconografica al disegno animato, sottolineata dal regista Federico Bellone in sede di presentazione alla stampa, che per forza lesina sullo sfarzo, quello sfarzo cui è abituato chi identifica Mosè con Charlton Heston, Ramses con Yul Brynner e non dimentica il film di Cécile B. DeMille. In ogni caso, di fronte al successo dello spettacolo, il rilievo è solo ed esclusivamente generazionale e perfino non generalizzato, se non addirittura pedante. E stasera alle 20 alla piscina Bruno Bianchi di Trieste la semifinale di ritorno di Eurocup della pallanuoto Trieste femminile contro il Barceloneta. Vediamo. 1, 2, 3, Trieste! The time is now. Oggi, sabato 16 maggio, la semifinale di ritorno della Eurocup femminile in cui la pallanuoto Trieste si gioca tutto con il Barceloneta. Si gioca la Bruno Bianchi alle ore 20, si parte dal 12 pari maturato nella gara d'andata e la sfida più attesa della stagione per la squadra sponsorizzata dalla Summer & Co Shipping che cerca per la terza volta consecutiva la qualificazione alla finalissima di Coppa. Compito ovviamente complicato, quello che attende le orchette, che però potranno contare sul vantaggio del fattore campo e sul sostegno del pubblico di casa. Sicuramente sarà una bellissima partita, sono queste le partite belle da giocare, da giocatrice e anche da capitana. È bellissimo essere qua in casa, è bellissimo essere davanti al nostro pubblico e sarà uno sprone in più per noi per vincere questa partita. I dettagli conteranno centimetri ed episodi, sicuramente loro sono una squadra molto forte, molto preparata, hanno giocatrici forti e anche olimpioniche, quindi per noi sarà importante diciamo cercare di stopparle nei loro punti di forza e cercare anche un po' di pizzicarle nei loro punti di debolezza. Il Barceloneta di Jesus Martín ha chiuso al quinto posto la División de Honor, mancando solo per un punto l'accesso alle semifinali scudetto. La giocatrice più rappresentativa è indubbiamente Paula Leighton, centroboa della nazionale spagnola, oro olimpico a Parigi 2024, autrice di una doppietta nel confronto dello scorso 11 aprile al San Sebastián. Attenzione anche alla tiratrice Clara Diaz, 4 reti all'andata, e alla serba Nada Mandic. La pallanuoto Trieste o il Barceloneta passeranno il turno in caso di vittoria con qualsiasi punteggio, altrimenti si andrà ai tiri di rigore. È tutto, il telegiornale su Tele4 torna alle 19:30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.